Adesso, Signore, portaci alla tua presenza, alla tua presenza. E adesso, Signore, portaci alla tua presenza, alla tua presenza. La tua maestà voglio vedere, il trono tuo davanti a me. La tua maestà voglio vedere, il trono tuo davanti agli occhi miei. Dal tuo trono alzati, oh Signore, il tuo braccio forte stendi, perché quando tu ti muovi la terra trema alla tua presenza. Dal tuo trono alzati, oh Signore, il tuo braccio forte stendi, perché quando tu ti muovi la terra trema. La tua maestà voglio vedere, il trono tuo davanti a me. La tua maestà voglio vedere, il trono tuo davanti agli occhi miei. Tu mi hai cambiato, mi hai trasformato, mi hai liberato, mi hai rinnovato, ogni cosa nuova hai fatto dentro me. Tu mi hai cambiato, mi hai trasformato, mi hai liberato, mi hai rinnovato, ogni cosa nuova hai fatto dentro me. La tua maestà adesso è in me, la gloria tua posso vedere. La tua maestà adesso è in me, la gloria tua posso vedere, posso vedere, posso vedere, posso vedere, posso vedere, posso vedere. Andiamo a prendere Matteo capitolo 24, dal versetto 3. Poi, mentre egli era seduto sul monte degli Ulivi, i discepoli gli si accostarono in disparte, dicendo: Dici, quando avverranno queste cose? E quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente? E Gesù rispondendo disse loro: Guardate che nessuno vi seduca, poiché molti verranno nel mio nome dicendo io sono il Cristo, e ne sedurranno molti. Allora sentirete parlare di guerre e di rumore di guerre. Guardate di non turbarvi, perché bisogna che tutte queste cose avvengano, ma non sarà ancora la fine. Infatti si solleverà popolo contro popolo e regno contro regno. Vi saranno carestie, pestilenze e terremoti in vari luoghi. Ma tutte queste cose saranno soltanto l'inizio delle doglie di parto. Allora vi sottoporranno a supplizio e vi uccideranno, e sarete odiati da tutte le genti a causa del mio nome. Allora molti si scandalizzeranno, si tradiranno e si odieranno l'un l'altro, e sorgeranno molti falsi profeti, ne sedurranno molti. E perché l'iniquità sia moltiplicata, l'amore di molti si raffredderà. Ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato, e questo Evangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo e testimoniato a tutte le genti. Allora verrà la fine. Amen.
Allora, io non dovevo leggere tutto il brano, a noi interessano solo 4 versetti, però siccome dobbiamo inserire tutto nel suo contesto, dobbiamo capire che cosa ci vuole dire anche Gesù. E in questo caso sta parlando agli apostoli, quindi sta parlando a quelli che sono suoi, gli sta dicendo cosa avverrà alla fine dei tempi, cioè quando il mondo è sulla via della fine, e questa è la via della fine, avverranno determinate cose. Però che cosa ci dice Gesù a noi? Non vi preoccupate, vi sto avvisando. Quindi alcune cose avverranno comunque, sia che noi ci buttiamo a terra e imploriamo il Signore che non avvengano, sia che noi invece siamo nella serenità e nella pace interiore. Ok? Alcune cose devono avvenire. Ci sono alcune cose però che avvengono e Gesù ci descrive che avverranno all'interno della Chiesa, non soltanto all'esterno, perché guerre e rumore di guerre avvengono fuori, ma ci sono delle cose. Arrivato a un certo punto dice Gesù, allora vi sottoporranno ai supplizi. Quindi da questo momento in poi lui parla alla Chiesa, cioè a noi. Quindi ci saranno guerre, rumore di guerre, quello è soltanto l'inizio delle doglie di parto. Dopodiché inizia la vera persecuzione verso i cristiani. Questa avverrà prima della tribolazione, diciamo. Ci sarà un breve periodo dove i cristiani verremo perseguitati per la nostra fede in Gesù. Ok? E in questo periodo avverrà anche che non soltanto ci accuseranno di amare Gesù, ma anche all'interno della Chiesa ci siano delle incongruenze. Ecco, diciamo così. Cercando un pochino di stringere il discorso, noi abbiamo parlato in queste ultime settimane dell'offesa e di come l'offesa può toccare il nostro cuore e di come può distruggere la nostra vita interiore. Se vi ricordate abbiamo parlato di perdonare 70 volte 7 e non scordatelo perché questo brano oggi lo riprenderemo alla fine, perché il perdono ci aiuta ad evitare l'offesa. E allora in questa settimana io ho pensato, ma io sono offeso, come faccio a sapere se io sono offeso di una persona? Se qualcuno mi ha ferito, come faccio io a capire come sistemare il mio rapporto con quella persona, sistemare il mio rapporto con Dio e perdonare veramente 70 volte 7? Quali sono i segni che mi fanno capire che io sono offeso? E come posso correggermi o farmi correggere dagli altri? Per cui andiamo a leggere dal versetto 10 e dice, allora molti si scandalizzeranno, si tradiranno e si odieranno l'un l'altro. Fermiamoci un attimino qua perché penso che questo sia un brano importante. Se noi andiamo a cercare in greco le parole scandalizzare, tradire e odiare, che sono quelle 3 paroline magiche di questo momento, di tutto questo discorso. Scandalizzare, noi sappiamo che vuol dire incitare a peccare o diffidare di qualcuno che è giusto, vuol dire fare inciampare, porre un inciampo. Ma questa parola vuol dire anche un'altra cosa, e vuol dire anche offendere. Anzi, addirittura è il significato principale della parola greca, il significato principale è offendere. Quindi se noi andiamo a leggere, allora molti si offenderanno. Di cosa si offenderanno? Si offenderanno un po' di come del ragionamento spirituale, perché se non è se è un ragionamento carnale è ovvio che si offendono, ma delle cose spirituali avranno fastidio di sentire le cose spirituali. Ma perché parla di noi? Che cosa c'entra la Chiesa? Perché Gesù parla alla Chiesa? Perché Gesù ci mette sull'attenti e dice guardate che anche tra di voi vi potete offendere. Allora molti ci offenderemo, ci scandalizzeremo della verità, ci scandalizzeremo di qualcosa che dentro di noi ci ha turbato. L'altra parola è tradire, che vuol dire consegnare, e poi c'è l'altra parola che in greco qua viene tradotta per odio, che in greco vuol dire odio, punto. Non ci sono altri significati. E diciamo che Gesù ci dà l'indicazione di una persona che è offesa. Una persona che è offesa
diventa egocentrica, cioè il problema è suo, è su di lui. Che succede quando una persona è egocentrica? Cerca di avere giustizia, ma non secondo Dio, ma secondo il suo modo di pensare, che può essere giusto o sbagliato, ma inizia ad avere un risentimento verso la persona che l'ha offesa tale che non vede l'ora di o rinfangarglielo, o di fargli capire, o di rimproverarla, o di non fargli vedere che è tutta santa e tutta perfetta, o peggio ancora trama anche alle sue spalle con altre persone farla, per accusarla. Ecco, la persona offesa vuole accusare l'offensore. Tutto questo, allora, quindi genera pensieri, l'offesa genera pensieri e ragionamenti sbagliati. Quindi una persona che è offesa generalmente non lo sa che è offesa, perché i suoi ragionamenti, secondo quella persona, sono giusti e quindi difficilmente può cambiare idea. Però come si accorge, come ci possiamo accorgere che questa persona è offesa? Perché genera desiderio di vendetta. E quando c'è un desiderio di vendetta, e allora già quello è il segno che quella persona è offesa e subito bisogna ricorrere ai ripari. Perché se subito non si ricorre ai ripari, quella persona genera odio. Cioè passa da una situazione di egocentrismo, cioè ho ragione io, ad una situazione di odio verso l'altro. Ok? La persona offesa che non ha risolto il problema e che quindi rientra in questa categoria è quella persona che cerca vendetta e inizia a odiare profondamente e non gli interessa più neanche se ha torto. Cioè mette da parte anche perché è stata offesa, qual era il motivo, se lo scorda, perché ormai ha generato, è venuto fuori un processo che si è trasformato in odio, per il quale poi non gli interessa più niente, anche se aveva torto, non vuole ammettere il suo torto, ha ragione, punto e basta. Proverbi 18-19 ci dice: un fratello offeso è come una cinta fortificata. Un fratello offeso è come una città fortificata. Che vuol dire che inizia a costruire delle mura e non ne vuole sapere niente. E in antichità una città che era fortificata era inespugnabile. Quindi vuol dire che una persona che ha ricevuto, si è offesa, ha costruito intorno a sé un muro e nessuno lo può attaccare. Nessuno può entrare nei suoi pensieri, nessuno può fargli cambiare idea, a prescindere che ci sono due tipi di offese, un'offesa reale e un'offesa non reale, perché qualcuno può aver capito male un discorso e si offende per qualcosa che non esiste, va bene, ci può essere anche quella persona che invece veramente ha ricevuto l'offesa, ma non gli interessa neanche più di tanto ricevere le scuse, si è offesa, punto e basta, e va avanti con le sue mura, non si smuove più. Nel primo caso e nel secondo caso sono uguali. Quindi le parole diventano inefficaci e così passiamo a 2 Corinzi, alla seconda lettera ai Corinzi. Paolo al capitolo 10 ci dice così, versetto 4: perché le armi della nostra guerra non sono carnali, ma potenti in Dio a distruggere le fortezze, affinché distruggiamo le argomentazioni e ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio e rendiamo sottomessi ogni pensiero all'obbedienza di Cristo. Quindi Paolo ci dice che le fortezze non è che non sono indistruttibili, si possono distruggere, amen? Distruggiamo le fortezze, dire alla persona accanto a te: distruggi le fortezze. Ma come si distruggono le fortezze? Parlando, chiacchierando? No, perché Paolo ci dice che le armi della nostra guerra non sono carnali, quindi sono spirituali. Non possiamo agire con la carne, dobbiamo necessariamente agire con lo spirito. Ora, siccome io penso che se qualcuno mi ha offeso, non sono nella seconda fase di egocentrismo e neanche mi sento nella terza fase di odio. Io penso che offeso, lo sappiamo tutti, ognuno di noi l'abbiamo detto la volta scorsa,
in un modo o nell'altro, vogliamo o non vogliamo, diciamo cose che magari l'altro non percepisce bene e offende. E magari semplicemente uno chiede scusa e risolve la situazione. Quindi se ognuno di voi non si sente egocentrico e non odia la persona che l'ha offeso, diciamo che siamo nella strada giusta. Noi stiamo parlando di quei casi limiti dove proprio c'è un disturbo a vedere quella persona che ci ha fatto male. Ok? Quindi stiamo parlando di casi estremi. Grazie a Dio ci perdoniamo. Quindi non dobbiamo usare metodi umani, ma metodi spirituali, con la potenza di Dio. Quindi, come si fa? Perché è complicato. Quando noi dobbiamo far capire alla persona che è diventata troppo egocentrica, che pensa solo al suo dolore, che pensa solo alla ferita che ha ricevuto, non dobbiamo convincerla né che ha torto né che ha ragione. Non dobbiamo andare da lei o da lui e dirgli, sai, io voglio pregare per te, perché neanche la preghiera in sé può essere un aiuto se è fatta con il nostro proposito. Dobbiamo pregare che quella persona riscopra l'amore di Dio, perché è ovvio che Gesù nella sua vita non c'è più. Per quanto a parole possa dire Gesù è nella mia vita, ma se non fai quello che Gesù ti dice, perché cosa dice Paolo? Ogni pensiero all'obbedienza di Cristo. Quindi se tu sei in Cristo devi ubbidire a Cristo e perdonare. Se non lo fai vuol dire che non sei in Cristo. Ovvio che se non perdoni non sei in Cristo. Gesù non ti sta parlando. E dice anche un'altra cosa prima, dice così, affinché distruggere le argomentazioni di ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio, cioè vuol dire che neanche lo conosce Dio, perché la ribellione è contro Dio, non conosci Dio se sei ribelle, se non perdoni non conosci Dio, vuol dire che fino ad ora hai sentito delle belle canzoni ma in realtà non le hai fatte tue. Ci siete? È vero anche che il dolore certe volte cresce piano piano dentro di noi e col tempo diventa odio e neanche ce ne accorgiamo. Ma se noi non riusciamo a dire, sai, io voglio guardarti negli occhi, ti voglio dire ti perdono, e c'è un problema, ma non nella persona che ti ha ferito, è in te il problema. Perché qua stiamo parlando non di chi mi ha ferito, ma di io che sono stato ferito, io devo essere liberato, io devo essere guarito, perché la persona che mi ha ferito oggi mi chiede scusa e domani mi può ferire di nuovo. Anzi no, dopo 2 minuti abbiamo detto l'altra volta. Dopo 2 minuti mi può ferire di nuovo. Quindi deve ritornare all'ascolto della parola di Dio, dobbiamo pregare affinché Gesù rientri nella sua vita, affinché lo Spirito Santo la ribattezzi, se si può dire ribattezzare, ma affinché lo Spirito Santo rientri nella sua vita e la ritrasformi, perché solo Gesù lo può fare e solo un miracolo ci può. Non ci possiamo fare niente noi, se non rilasciare il nostro perdono, anche se siamo stati noi che abbiamo ferito, ma dipende da noi pregare per quelle persone che sono state ferite affinché riconoscano di nuovo Gesù come loro Salvatore e come loro Signore, come colui che li ha perdonati. Amen. Al versetto sempre 11 di Matteo noi leggiamo: e sorgeranno molti falsi profeti e ne sedurranno molti. Questo indica come colui che ha ricevuto l'offesa si ritrova ben presto nelle mani di chiunque è bravo a manipolare. Perché chi è offeso cerca persone che gli danno ragione. Non cerca persone che gli dicono la verità, non cercano persone che la portano a Gesù, cerca persone che gli diano la verità e che gli diano ragione, che ce l'appoiano. E quindi cadono nelle mani anche di persone che sono falsi profeti. Cioè parlano anche per conto di Dio in maniera sbagliata, falsa, che non è secondo Dio. Questi falsi profeti sono di solito persone che hanno un Vangelo anche corrotto. No? Vabbè, non ti preoccupare, tu lo ami il Signore? Sì. E allora vai avanti, non ti preoccupare, il Signore ti darà giustizia e punirà a Carmelo, non ti preoccupare.
qualche cosa il Signore la farà contro di lui e tu avrai ragione. Ecco, questi sono ragionamenti che non hanno nessun fondamento dell'amore di Gesù. Perché se veramente io voglio giustizia, devo pregare per la persona che mi ha offeso e dirci, Signore, benedicila. Io ve l'ho raccontata sempre. Dove lavoravo io c'era una santa donna. Non c'è mai stato l'idillio del lavorare insieme in pace e serenità. E allora un giorno gli ho detto, Signore, ma come fare? E il Signore mi ha detto, benedicila. Veramente ve lo dico. Benedicila. Stiamo parlando purtroppo di offese che non potevano neanche essere risolte, perché essendo una persona ad un livello superiore del mio, neanche potevo sfogarmi. E allora ho detto, va bene Signore, la voglio perdonare, la voglio benedire. E ci faceva, Signore. La mattina mi alzavo, la vedevo. Signore, ti benedico nel nome di Gesù, dentro di me. Però non è che era seria la cosa. No, perché mentre io dicevo ti benedico, lei me ne caricava una sporta, come si dice al latino. E allora, ci disse, Signore, ti prego, veramente la voglio perdonare. Che devo fare? La voglio benedire seriamente, che devo fare? Chiedi per lei una posizione migliore. Ci disse, va bene, Signore. Pregherò per lei finché abbia una posizione migliore. E ho iniziato a pregare. Un giorno ci dice, Signore ti prego, migliora la sua posizione, aiutala nella sua posizione. Signore ti prego, aiutala. Cioè, poi, man mano che allenavo il mio corpo a fare questa, il mio spirito a fare questa preghiera, come dice Paolo, se ci alleniamo, veramente arrivato a un certo punto noi prendiamo la vittoria e ci convinciamo di quello che abbiamo pregato e diventa una vera preghiera. In questo allenamento, Signore, benedicilo, fa che possa avere una buona posizione. Il Signore mi ha ascoltato e l'ha benedetta e l'ha trasferita. Quindi nel benedire quella persona, lei ha ricevuto la mia benedizione e io ho ricevuto la benedizione del Signore, che non c'era più nessuno che mi tormentava la vita. A me così si fa. Però dobbiamo convincerci piano piano, se non siamo convinti, però se noi iniziamo con la parola a benedire le persone che ci feriscono, piano piano quella parola che noi pronunciamo trasforma anche il nostro cuore e trasforma anche la preghiera celeste, cioè quello che noi chiediamo nei cieli scende sulla terra e diventa realtà. E gloria a Dio, grazie Signore. Poi, allora, eravamo arrivati a sorgeranno falsi profeti. Questo versetto si conclude con raffreddere... dov'è? Perché l'iniquità sarà moltiplicata, l'amore di molti si raffredderà. Perché l'odio, abbiamo detto qual era la sequenza, offesa, egocentrismo, quindi vendetta, odio, e se c'è l'odio, manca l'ubbidienza alle regole divine, e se manca la disubbidienza alle regole divine, manca l'amore. Non c'è più amore, io non ho più regole e perdo l'amore. E il mio amore si raffredda. Quando io dico di amare il Signore e non faccio niente per dimostrare quell'amore, il mio amore si è raffreddato. Però non è solo lì il problema, non è che si è raffreddato punto, bisogna vedere qual è la radice. E generalmente questo raffreddamento di amore viene da un dolore che rende quella cosa insopportabile, pesante per noi. Sembra che, come diceva mio nonno, tutte le chiove ce le chiandavo io. No? Quando noi ragioniamo così vuol dire che c'è un dolore dentro di noi, che qualcuno ha provocato o che qualcuno ha provocato anche involontariamente, ma che ha suscitato in noi amarezza, tristezza, egocentrismo, perché noi pensiamo solo a noi stessi. Solo io ho questo dolore, solo su di me questa cosa, ma Signore perché solo su di me? Vuol dire che qualche cosa dentro di noi è stata tagliata, è stata spezzettata male, il nostro cuore è stato frantumato. E questo però col tempo può generare
odio, ma non è che per forza ci deve essere quell'odio tipo mizzica ti odio, può anche essere un odio di antipatia, quando noi parliamo di antipatia, no, noi non lo sappiamo, ma spiritualmente probabilmente dentro di noi quella non è antipatia solo, punto, è odio. Non è detto che sia odio, ma può essere anche odio. Tranne che io non benedico quella persona, ve l'ho raccontata la storia, non c'era tanto simpatia con questo collega, va bene? Però io ho iniziato a pregare per lei, per questa persona, ma non c'era magari odio nel mio cuore, quindi ho potuto fare questa preghiera. Che se c'era odio ci dicevo, Signore, ma tu non me lo puoi miglia mia, ma no, dillo. Va bene, leva me da qui, Signore, benedici me, dammi a me la promozione che devi dare a lei. Capito? Quindi, perché poi dice, perché l'iniquità sarà moltiplicata, l'amore di molto si raffredderà. L'iniquità qui intende disubbidienza, perché l'iniquo è colui che non segue le regole e che fa le cose in maniera sbagliata. Ora, noi vediamo che nel mondo ognuno segue le sue regole e voi potete constatare che più ognuno segue le sue regole, vive senza regole, più sono senza amore verso la famiglia, senza amore verso i figli, senza amore verso Dio, verso Gesù. Perché? Perché nel loro cuore nel tempo, siccome non hanno conosciuto Gesù, molte persone non hanno mai conosciuto Gesù, non hanno mai avuto la possibilità di essere curate. E questo ha generato una catena di disastri uno dopo l'altro e Gesù ci dice attenzione perché questo avverrà. Tutte queste disgrazie ci saranno, sono la conseguenza dell'assenza di Gesù nel cuore delle persone. Quindi, al versetto 12 dice, quando si parla, dov'è? Il versetto 12 che abbiamo letto poco fa, perché l'iniquità sarà moltiplicata, l'amore di molti si raffredderà. La parola qua, amore, è tradotta dal greco agapao, che è l'amore di Dio, cioè l'amore senza interesse. Quando di solito si usa questa parola nei Vangeli, nel Nuovo Testamento, si intende l'amore di Dio e quindi parla della Chiesa, non parla degli estranei. Ci sta dicendo e ci sta avvisando che questo pericolo è anche per noi. Vivere senza regole è un pericolo per la Chiesa. Ricordatevi che noi viviamo in un regno dove le regole sono stabilite dal re. Non c'è democrazia e non c'è un Parlamento che decide di cambiare le regole. È Dio che fa le regole e noi dobbiamo seguirle. Però, siccome capisco che le regole sono brutte da digerire, qual è il punto di partenza di ognuno di noi? Dobbiamo amare Gesù, dobbiamo trovare una relazione intima con Gesù. Perché io ho capito che se tu hai una relazione intima con Gesù, inizia un circolo virtuoso nella nostra vita, per cui le regole non sono più tanto pesanti, diventa una cosa naturale dentro di noi. Quindi noi non possiamo partire dalle regole per amare Gesù, perché non ci arriveremo. Il nostro amore si raffredderà. Noi dobbiamo partire dall'amore in Cristo e poi, senza che neanche ci accorgiamo, arriviamo alle regole. Non ci sembreranno neanche regole, ci sembrerà naturale. Un po' come funziona nel matrimonio. Se io mi sposo perché devo fare questo, devo fare quello, e allora il matrimonio già è malamente di partenza. Se io mi sposo per amore, è ovvio che per amore io faccio determinate cose, ma non perché me le sento come regole, ma me le sento come dovere di marito, di amore coniugale. Ok? Diventa una prassi leggera, naturale e giusta. Sto seguendo le regole, ma perché sono partito dall'amore. Amen? Amen, gloria a Dio. Quindi, secondo Gesù, è più facile che lo scandalo, l'offesa, avvenga dentro la Chiesa. Perché? Perché è più facile che viene dentro la Chiesa e non fuori, e non fuori?
dipende da come noi ci percepiamo. Suspense. Dipende dalle nostre aspettative, dalle aspettative che voi avete verso di me, dalle aspettative che io ho verso di voi, dalle aspettative che voi avete l'uno verso l'altro. Che cosa mi aspetto da voi io? Che rendiate, fate qualche cosa di bello, no? Tra di voi vi aspettate che vi amate gli uni gli altri, che chiudete gli occhi e dimenticate all'improvviso il male, che appena finiamo magari ci mettiamo qua a danzare, a lodare. No, le nostre aspettative qua dentro sono ad un certo livello sostanziose. Qual è la nostra aspettativa fuori? Che cosa possiamo ricevere da quelli di fuori? Niente. La nostra aspettativa è bassina. Che cosa ci possono dare quelli di fuori che non ci possa dare il fratello qua dentro? E allora che succede? Che all'improvviso qualcuno di fuori, invece, inizia a dare qualcosina che tu non ti aspetti. E tu dici, ma quella o quello mi ha dato tanto, cosa che non ha fatto quello di dentro. Il fratello o la sorella qua dentro, o il pastore. E quindi dentro di noi, siccome qua dentro c'è un'aspettativa alta, cioè voi vi aspettate da me, ovvio, ma ci mancasse, deve essere così, va bene, ma se non ve lo do non arrabbiatevi, perché già se uno dà tutta la vita per il Signore, non è che viene uno da fuori, vi dà mezzo talento e diventa l'idolo della situazione. E questo è il problema, che qua dentro, siccome poi uno di fuori che non conosce Gesù magari ha fatto una cosa buona per te e diventa una persona importante, quelli di dentro poi diventano come? Meno importanti, nonostante magari quelli di dentro ti abbiano dato veramente più di quello di fuori, ma siccome da quello non te l'aspetti, da qui qua dentro invece te l'aspetti, quello di fuori diventa più importante e qua dentro inizia ad offenderti, perché se quello di fuori l'ha fatto e quello di dentro non l'ha fatto, c'è un problema qua dentro, ma non è così. Ma non è così. Non può essere così, perché se ragioniamo così è finita. La nostra visione della Chiesa deve essere prima di tutto che siamo fratelli, ma anche in una casa succede così, all'interno di una famiglia. Se un estraneo mi dà più di quanto mi dovrebbe dare mio fratello, ok, io mi offendo verso mio fratello che mi ha dato di meno, fratello nella carne parlo, che mi ha dato di meno ed inizio ad esaltare la persona che mi ha dato fuori di più. Ma è sbagliato, se tu pensi una cosa di questo genere, sbagli, perché tuo fratello è tuo fratello, è tuo parente e ci resterà sempre. Quella di fuori che ti ha dato tanto, oggi te l'ha dato, ma domani chissà che cosa vuole indietro. Ma magari l'ha fatto anche di cuore, ma l'ha fatto per quella volta. E un'altra volta non lo farà, ma quello che ti dà da fuori si aspetta qualcosa da te. Perché il diavolo fa le pendole, ma si scorda i coperchi. E quindi dentro ti mette l'aragosta. Ma poi l'aragosta se la mangia Edo. A te la so bruto. Ok? Quindi qua dentro dobbiamo guardarci come se fossimo fratelli nella carne. Quando noi abbiamo questa visione di ognuno di noi, abbiamo anche la capacità di perdonarci l'uno con l'altro in maniera come se fossimo parenti. Ma anche che ne scerriamo. Io so che mio fratello è sempre mio fratello, che in un modo o nell'altro è carne della mia carne. Amen. La nostra visione è che ormai siamo fratelli in Cristo. Il sangue di Gesù si è trasfuso in ognuno di noi. E noi siamo fratelli di sangue nel sangue di Gesù. Amen. Amen. Che qualche volta è anche migliore del sangue fraterno. Ma quella è un'altra verità, non possiamo cancellare una verità perché ce n'è un'altra superiore. Sono tutte e due delle verità inconfutabili. Gesù ha fatto un patto di sangue con noi. La croce è un patto di sangue. Matteo 5,44. Pregate per coloro che vi
maltrattano e vi perseguitano. Quindi, se qualcuno ti fa del male, pregaci, ma talè, Colossesi 3,13, talè. Sopportatevi gli uni gli altri. E perdonatevi, sopportatevi gli uni gli altri. Sono parole bellissime che non ci piacciono. Io vi devo sopportare e voi dovete sopportare me. Ognuno di voi deve sopportare l'altro. Ma sopportare vuol dire anche pregare per quella persona, perché Gesù ci ha detto pregate gli uni gli altri. Quindi dobbiamo non solo sopportare, ma supportare quella persona con la preghiera. Dì alla persona accanto a te, sopporta. Dì alla persona accanto a te, supporta. Ecco. Ma non perché la persona devi sopportare l'altro perché l'altro il Signore te l'ha messo accanto e te lo devi tenere, punto. No, perché già partendo con questa mentalità già sbagliata a prescindere, lo dovete fare per voi stessi. Io ti sopporto perché io devo essere immagine di Gesù. A me che tu non sei immagine di Gesù non mi interessa. Amen. Cioè, nonostante l'altro si deve trasformare, ma si trasforma quando noi siamo trasformati. Perché il problema, ve l'ho detto, come ci dice Matteo in 18:22, non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Il fratello purtroppo, siccome non sarò mai in questo mondo completamente ad immagine di Gesù, quella poca immagine di Carmelo che ogni tanto viene fuori, li potrà offendere. Potrà essere il vostro inciampo. Va bene, perdonatemi, vuol dire che io ancora quell'area della mia vita la devo trasformare. Anziché vedere, mizzica, pure un pastore se ci mette, ma pregate per il pastore, dice Signore bene, dice il pastore, fa che in quell'area della sua vita venga trasformato. No, come ognuno di voi deve fare con la persona che ha accanto, che in un modo o nell'altro l'ha offesa, che l'ha ferita, che ha detto una parola che magari ti ha toccato male. Tu lo devi fare per te stesso prima di tutto. Perché quando tu vieni trasformato, perché il Signore non si serve di noi per educare gli altri. Il Signore prima deve educare noi. Quando noi siamo educati secondo lo Spirito, noi non facciamo niente, gli altri vengono influenzati da quello che siamo noi. Amen. Quindi tu devi cambiare, io devo cambiare. Io devo essere immagine di Gesù. Ma voi pensate che Gesù ha camminato 3 anni nel mondo sperando che qualcuno un giorno potesse alzarsi e dire io voglio la tua immagine in me? Sulla croce solo era. Tutti quelli che si sono alzati e l'hanno seguito alla fine se ne sono andati tutti. Perché non potevano essere trasformati? Perché lo Spirito Santo non c'era. Con le loro forze non potevano farlo. Chi c'era sotto la croce? Solo le donne, ma perché le donne non l'ammazzavano? Perché se l'ammazzavano manco quelle c'erano. E Giovanni veramente. Giovanni ha avuto il coraggio, però magari era vicino alle donne e non se ne sono accorti che era maschio. Era piccolo, non lo so. Va bene, però chi c'era sotto la croce? Il mondo l'ha abbandonato. Eppure sulla croce lui ha detto, Signore, non mi interessa che non assomigliano a me, io lo stesso li perdono. Quello è stato l'atteggiamento che ha cambiato il mondo. Quello è stato il modo di parlare che ha trasformato le persone che erano sotto la croce. Il centurione quando ha visto Gesù, ha detto veramente lui è figlio di Dio. Che cosa ci vede? Gli ha imposto le mani, ha pregato per la sua guarigione, gli ha predicato l'amore del Padre, ha trasformato l'acqua in vino o il sangue in acqua. Che ha fatto? Non ha fatto niente. Ha perdonato. Sangue e acqua sono usciti dopo, se qualcuno pensa che fu prima, dopo che è morto. Quindi prima di morire Gesù ha perdonato. Si è liberato dall'offesa, dice Signore mi hanno offeso ma io li perdono. Veramente l'hanno offeso, ditemi che non è vero. Mentre era vivo, mentre era in croce dopo che è morto.
La croce è stata la più grande delle offese che ci potevano essere, di tutti i supplizi che i romani avevano inventato. Era annoverato come malfattore. Cioè un giusto messo in croce come il più disgraziato, il più disonesto degli assassini, dei ladri, quello che volete. Eppure Gesù sulla croce ha detto: vabbè, io rimando indietro questa offesa e li perdono. Padre, perdonali, ha pregato per loro. Questo ci vuole insegnare Gesù, pregare per coloro che ci offendono. La ferita poi ce la guarisce Gesù. Amen. Amen. Ci vogliamo alzare allora? Vogliamo pregare? Signore, io ti voglio ringraziare per come ci parli, per come dai chiarezza al nostro cuore, alla nostra mente, per come tu ci vuoi aiutare, Signore, aiutare a cambiare, aiutare a ragionare diversamente, a pensare diversamente, ad agire diversamente. Io ti voglio ringraziare perché tu veramente vuoi il nostro bene, tu ci ami di un grande e folle amore. E nonostante le nostre impennate, le nostre follie, tu sei sempre pronto con le braccia aperte per accoglierci, per aiutarci, per benedirci, per istruirci, per illuminarci, per guidarci. Grazie Gesù. Tu sei l'amore vero. Tu sei la sostanza vera, tu sei la gloria vera. E io voglio, Signore, che oggi tu, in questo momento, tu hai parlato ai nostri cuori, hai parlato alle nostre menti, ma ora voglio che tu passi in mezzo a noi, che ci tocchi, che tocchi quella parte dove ancora pretendiamo di avere ragione o siamo egocentrici o non vogliamo capire o presumiamo di avere capito tutto. Oh Padre Santo, ti prego veramente, passa, ascolta i cuori, ascolta. Vai nel profondo di ogni anima, vai nel profondo di ogni spirito. Ti prego, Padre, agisci. Vedi l'offesa che è dentro di noi e vedi anche chi noi abbiamo offeso, volontariamente o involontariamente. Oggi, Signore, voglio dichiarare libertà per ognuno di noi. Voglio proclamare guarigione e liberazione per ognuno di noi. Nel nome di Gesù, Signore. Oggi, Signore, voglio che tu tocchi questa ferita nel profondo, che tu la guarisca completamente, che ci liberi da questa offesa, che ci liberi da ogni anche rimorso di aver offeso, perché a volte quando tu ci fai comprendere di aver sbagliato, noi molte volte ci chiudiamo e non riusciamo a fare niente per colui che o colei che abbiamo offeso, e facciamo ancora più danno, facciamo ancora più male. Ma ora, in questo momento, Signore, ti prego, tu che sei verità infallibile, tu che sei pace, amore, misericordia, tu che conosci i cuori, che sai ogni cosa, che conosci le nostre debolezze e le nostre fragilità, ti prego, Signore, vai nel profondo della nostra anima, vai nel profondo del nostro spirito, guariscici, perdonaci, guariscici, liberaci. Sana queste ferite col sangue dell'agnello, fa scorrere il sangue dell'agnello che lava e purifica, che rigenera, che rinnova. Noi vogliamo essere trasformati, Signore, non vogliamo più essere come prima, come siamo stati finora. Tu ci hai parlato e vogliamo fare tesoro di questa tua parola. Vieni, Signore, vieni a guarire,
Scendi nella nostra profondità, guariscici, guariscici e liberaci. E ti prego, Signore, vai nelle nostre memorie, dove si è annidata l'offesa, dove si è annidato il rancore, l'odio, dove si è annidata la paura per uno shock subito. Ti prego, Signore, abbi pietà e misericordia, rimuovi tutto questo male dalle nostre memorie che ci inducono a peccare 70 volte 7. Rimuovi queste offese, rimuovi questo male nel nome di Gesù. Guarisci, guarisci nel nome di Gesù. Guarisci la memoria nel nome di Gesù, la memoria dei ricordi. Guarisci i ricordi, guarisci i pensieri. Guarisci, Signore. Metti pace, Signore, ordine. Lava, continua a lavare col tuo sangue prezioso. Continua, Signore, continua a far scendere l'unguento. Guariscici col tuo unguento, Gesù, ti prego, Signore, vieni. Vieni, Signore, a rimuovere, a toccare, a guarire e liberare definitivamente. Vogliamo una memoria libera, Signore. Libera, vogliamo iniziare veramente una nuova era come tu all'inizio attraverso Tanina ci hai detto. Una nuova era vogliamo iniziare. Un nuovo periodo, una nuova cosa in te, Signore. Perché noi vogliamo essere testimoni veri, reali, con i fatti, con la parola e con i fatti della tua presenza viva. Vogliamo che la gente si innamori di te, vogliamo che la gente ti cerchi, vogliamo che la gente creda nella tua parola, si immerga nella tua parola per essere libera dalle insidie delle manovre del maligno nel nome di Gesù. Perché questi sono tempi brutti, sono ultimi tempi nei quali il maligno sguazzerà alla grande. Ma per chi ti teme, ma per chi si mette sotto le tue ali, ma per chi ti accetta, per chi ti segue con tutto il cuore, tu hai una protezione forte, potente, che nessuna fortezza del male può sconfiggere, perché tu sei il grande, il Re, il Santo, il vittorioso e il glorioso, e noi ti diamo gloria, Signore. Gloria, Signore. Alleluia. Onore e riconoscenza per la tua grandezza, per il tuo grande amore. Vieni, Signore, a fortificarci. Dacci forze nuove, Signore. Dacci forze nuove, Signore. Vieni, Signore, col tuo amore a donarci queste forze nuove, perché noi vogliamo essere forti in te. Forti in te. Amen. Forti in te. Nel nome di gloria Gesù. A te, Signore. Grazie, Signore. Grazie, alleluia, grazie Gesù. Te, grazie Gesù. Amen, amen, amen. Oh Dio, io lo so, ho sbagliato e per questo il mio cuore non trova pace. Ma se vengo a te, tu mi laverai e i peccati miei tu cancellerai. Signore, io lo so, mi son fermato per la tua gloria e per te non ho operato, ma io so che se vengo a te col tuo sangue mi laverai. Perdonami, perdonami, Signore, e adesso lavami, lavami, lavami col tuo sangue, lavami, lavami, lavami con la potenza tua.
tua grazia adesso sanami, 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 e adesso lavami, lavami, lavami col tuo sangue, lavami, lavami, lavami con la potenza tua, sanami, sanami, sanami con la tua grazia, sanami, 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 ti prego parlami, ti prego parlami, ti prego parlami, io lo so, col tuo sangue lavami, ti prego parlami al mio cuore, ti prego parlami alla vita mia, parlami, ti prego parlami.